Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nelle Marche, a Sassoferrato, in provincia di Ancona. Il comune si trova a 350 metri sul livello del mare e conta più di 7.500 abitanti ripartiti tra il castello, il borgo e le 23 frazioni. Nel corso della puntata incontreremo i protagonisti del territorio. A Sassoferrato sono ancora evidenti i resti dell'antica città romana di Sentinum. Scopriremo tante cose belle. A voi Sassoferrato! Sassoferrato è la mia patria, perché da 4 generazioni, 5, ero qui a Sassoferrato. Mio padre falegname, mio nonno muratore falegname, tutta la mia famiglia ha tradizioni di operai e vorrei che questa tradizione passasse ai miei nipoti. Lascio tutto quanto perfetto, già vengono qui, cominciano a fare dei lavoretti. È la mia storia, la mia famiglia. Qui ci troviamo in castello di Sassoferrato, vicino alla rocca di Albornoz. Sassoferrato è costruita sullo scoglio. Questi pietre poi vengono dalla città di Sentinum, che è stata spogliata per fare il castello. Infatti dentro le mura vengono fuori frammenti di statue, di cornicioni, di tutto quanto. Si sta bene, aria fresca, vino buono e mangiare buono. Infatti qui c'è parecchie persone ultra centenarie. Ci troviamo a Sassoferrato, una cittadina che è all'entroterra marchigiano, appoggiata sull'Appennino umbro-marchigiano, un comune di circa 7.500 abitanti, un territorio molto vasto, quasi 140 km². Origini antichissime, di origine pre-romane, anche se poi il massimo splendore l'ha avuto in età romana con il municipio di Sentinum. A questo nome è legata la famosa battaglia delle Nazioni nel 295 a.C., battaglia nella quale i romani sconfissero la lega gallo-sannita-etrusco-umbra e fu una battaglia che segnò poi il destino di Roma, l'affermazione sul centro Italia e poi il successivo sviluppo. Successivamente, poi con la caduta dell'impero romano, la città di Sentinum fu abbandonata e in età medievale la popolazione si ritirò sull'altura dove oggi sorge il rione del castello, sulla quale svetta la torre campanaria e la rocca di Albornoz costruita nel 1365. Successivamente si sviluppò anche la parte bassa, quella che oggi viene chiamata borgo, e questa caratteristica di Sassoferrato è suddivisa in due parti, la parte bassa, il borgo, e la parte alta, rione alto del castello, che conserva i tratti medievali. Una cittadina che ha dato i natali a personaggi illustri come Bartolo Sassoferrato, il padre del diritto, come è conosciuto anche con l'appellativo di Lucerna Iuris o Monarca Iuris. Altro personaggio illustre è Giovan Battista Salvi, pittore del 1600, e legato a questo nome c'è la rassegna internazionale d'arte contemporanea Giovan Battista Salvi, giunta oramai alla 63esima edizione, e che è un po' la punta di diamante della nostra attività culturale. Qui in questa nostra comunità noi abbiamo già operanti 5 musei, poi tante chiese abbiamo a disposizione, perché è stata anche terra del francescanesimo e quindi del monachesimo più in generale. Il nostro gonfalone, la tradizione vuole che nella costruzione della parte alta della città furono trovati appunto alcune pietre, alcuni sassi con tracce di ferro, da qui il nome, e in più c'è il richiamo al municipio romano SPQS, quindi questa gloriosa antica storia romana. Sassoferrato dista circa 20 km da Fabriano, dove ha sede la diocesi Fabriano-Matelica.
Andiamo ad incontrare il vescovo. Questa mia cara diocesi di Fabriano Matelica è un gioiello perché è piccola, 55.000 abitanti, ma è sparsa in un immenso territorio di montagna con tante miriadi di frazioni, e frazione vuol dire la chiesa, il cimitero, la casa parrocchiale. E che cos'è la chiesa per questa popolazione? Chi è il vescovo per questa popolazione? Che cos'è la parrocchia per questa popolazione sparsa nelle montagne? È l'unica risorsa. Quando il vescovo convoca in cattedrale, come stiamo facendo in questi anni con i mercoledì della fede, vengono da tutte le frazioni, da tutti i paesi, e ci tengono a dire che siamo di quella frazione, di quella parrocchia, di quel villaggio. Questi paesi come Sassoferrato hanno una storia culturale, artistica e vitale straordinaria, per cui abbiamo chiese ricche di arte e perciò di storia, abbiamo santi e beati e personaggi significativi della vita della Chiesa e anche della vita civile, culturale di questi paesi. E quando il vescovo va, tutta la popolazione confluisce, perché la Chiesa è segno di unità per credenti e non credenti. C'è il problema drammatico, come anche in Italia, dei giovani che tendono a fuggire, ma adesso notiamo anche questo fenomeno bello, che i giovani ritornano nel loro paese, perché lì ritrovano una vita autentica, sincera, vera, ma anche per tentare dei nuovi lavori. Si mettono insieme piccole cooperative o agricole o industriali, perciò io invito tutti a venire a gustare la bellezza di queste comunità cristiane sempre più vive. Un altro gioiello di Sassoferrato in provincia di Ancona è la civica raccolta d'arte. Andiamo a visitarla con una storica dell'arte. All'interno di questo museo sono ospitate una serie di opere d'arte pittoriche principalmente, che costituiscono un itinerario molto sintetico dell'arte dal 400 al 700, quindi dal Rinascimento al Barocco. Si tratta principalmente di opere realizzate da artisti locali, più o meno famosi, molte purtroppo rimangono anche anonime. Il soggetto principalmente è religioso, quindi scene di vita con la Madonna, i santi, varie annunciazioni. Ci sono dei ritratti anche di personaggi illustri di Sassoferrato, come il Cardinale Oliva, Nicolò Perotti, un prelato tra l'altro che ebbe una collezione di reliquiari bellissima ospitata nel Museo Archeologico. E tra gli artisti che sicuramente vanno segnalati abbiamo Pietro Paolo Agapiti, vissuto tra la fine del 400 e l'inizio del 500, opere religiose bellissime di un artista nato a Sassoferrato ma che poi ha studiato anche a Venezia e che quindi nella sua arte risente di tanti influssi culturali diversi. Su tutti va sicuramente ricordato Giovan Battista Salvi, noto appunto come il Sassoferrato, quindi il Salvi che, utilizzando questo pseudonimo, ha reso il nome di Sassoferrato celebre in tutto il mondo, perché oggi le sue opere sono davvero in tutti i musei del mondo. Qui in Pinacoteca ci sono una crocifissione, sua opera giovanile, una bellissima Immacolata, e nel convento di Santa Chiara, sempre qui a Sassoferrato, 2 splendide Madonne e un'annunciazione anche lì, ma soprattutto ricordiamo le Madonne, che sono 2 icone proprio del Salvi, eterne, di una finezza artistica, di una delicatezza davvero superiori. Un artista che con queste Madonne ha suscitato la devozione di tutti i tempi, quindi con grande sensibilità.
In questo edificio al primo piano è ospitata anche una raccolta di incisioni, una raccolta donata dai coniugi Mirella e Franco Pagliarini qualche anno fa al Comune, di vari periodi artistici. In particolare segnaliamo la presenza di 3 incisioni di Federico Barocci, artista marchigiano di Urbino che non necessita di presentazioni, ma poi anche artisti contemporanei come Oscar Piattella e tanti altri. In un agriturismo di Sassoferrato con vista sull'antica città di Sentinum andiamo a scoprire i piatti tradizionali del luogo. Benvenuti all'agriturismo Anticomuro di Sassoferrato. Qui presentiamo una nostra gastronomia. Nell'antipasto possiamo presentare i nostri salumi caratteristici della nostra zona o anche dei comuni limitrofi, dal salame fabriano al nostro soppressato ciavuscolo, il lonzino del padrone, la trippa rossa oppure codiche e fagioli, un'insalatina di farro, insalatina di ceci, la frittata con la mentuccia, dei bei formaggi misti dell'azienda agricola Rocca Priora, della buonissima pizza di formaggio, oppure una bella pizza di Pasqua che è dolce accompagnata però del salato, come è tradizione nella nostra zona. E così passiamo verso i primi, pincinelle o pencianelle, dipende da come è il dialetto, fatte con dello zafferano, funghi, pancetta croccante e zucchine, oppure delle tagliatelle al tartufo, dei cannelloni al ragù con della pascmella sopra. I secondi possiamo fare una bella grigliata di carne mista con del maiale e dell'agnello, uno spezzatino lo stesso di maiale oppure di vitello con delle olive, un bel arrosto misto della nostra produzione di carne di bassa corte che alleviamo in azienda, piccione, faraona, pollo con accompagnate delle patate arrosto oppure delle verdure ripassate in padella o dei carciofi del nostro orto, delle bellissime e buonissime castagnole bollite e fritte al forno con delle archems oppure con del miele di acacia o millefiori. Possiamo presentarvi anche la nostra crescia fogliata con all'interno della marmellata, delle pere, delle mele e le noci, oppure la brustrenga delle nostre zone, accompagnato tutto con del verdicchio, del rosso dell'esino, dello spumante o del viciolato. Poi ci sono i nostri pani fatti da dei forni apposta per noi, quindi tutti i pani tradizionali delle nostre zone, con cui possiamo fare delle bruschette accompagnate a del buonissimo olio fatto qua vicino in un comune limitrofo, Genga. Volevo presentarvi anche la mia famiglia, collaboratori essenziali e importantissimi per la mia struttura e per poter lavorare in armonia. Vi aspettiamo a Sassoferrato! E sul centro storico di Sassoferrato svetta la collegiata dedicata a San Pietro. Andiamo ad incontrare il parroco. Qui ci troviamo alla sommità del castello, perché è la parte più elevata dove sorse nel 1300 primo nucleo di famiglie e poi pian piano la chiesa si è ampliata perché il primo momento era molto piccola, poi nel 600 per il vescovo di Nocera, questa chiesa apparteneva alla diocesi di Nocera, fu ampliata, rimessa a posto e dato il titolo di San Pietro Apostolo con 11 canonici e il priore. Ha avuto questo sviluppo fino al 1920-25, poi i sacerdoti sono venuti a mancare e c'è rimasto soltanto il presente per il momento. Questa chiesa era quasi un po' una concattedrale insieme a Nocera, infatti dicono che il vescovo la notte di Natale diceva la messa a Nocera, poi a mezzogiorno del giorno di Natale veniva qui in San Pietro e durante l'estate passava 2 o 3 mesi qui nel palazzo vescovile del 1500, che era dei conti della Genga. Oltre al Salve, qui a Sassoferrato c'è l'Agapiti, quindi qui abbiamo nella chiesa collegiata le chiavi di San Pietro e una bella tavola, poi il battistero in ceramica.
Poi la cappella, questa invece è del 1700 e ci sono 3 tele delle Ferri, è un pittore nato a Pergola e qui rappresenta i discepoli che vanno in cammino verso Emmaus, poi la cena ad Emmaus e poi al centro l'ultima cena. La chiesa di San Francesco è stato un atto di amore a San Francesco, una gloria, perché San Francesco per andare in Terra Santa, passando a Civita dove c'aveva il beato Ranieri, dove lui si confessava sopra Fabriano, la Civita, non poteva passare per la zona di Frasassia, non c'era la strada, quella è stata costruita da Leone XII e quindi doveva passare per forza qui a Sassoferrato e andare sotto Arcevia e poi arrivare giù in Ancona. Siccome qui si fermò con tutta la popolazione, per ripagare questa gloria hanno costruito in pochi anni un splendido santuario, insomma una chiesa molto bella, molto ampia. Il patrono è questo monaco Gloria di Sassoferrato, del Conte degli Atti. Lui era, dicono, il primogenito, ha rinunciato un po' alla paternità e anche al potere e si è messo con il monaco San Silvestro, che in quegli anni aveva fondato il nuovo ordine, quindi appena dopo San Francesco. Però San Silvestro rimane ancora attaccato all'ordine benedettino, però aperto al sociale. Per cui questo santo venne qui a Sassoferrato e fu il santo della misericordia, dell'aiuto fraterno, andava incontro agli operai e quindi è rimasto un po' nel cuore dei sassoferratesi e quindi lo hanno scelto come il loro patrono il 26 di luglio e anche festa del comune, festa civile. L'abbazia Santa Croce è antecedente, diciamo, a tutto, perché verso il 1100 i monaci camaldolesi ebbero uno splendore enorme, come a varie abbazie limitrofe, e tutti dipendevano da questa casa madre. Presero i materiali della vecchia Sentinum per ricostruire specialmente il tempio, quindi molto materiale di risulta, colonne, capitelli. Alcuni vi vedono in questi capitelli dei segni, diciamo, di magie, qualche volta un po' inventata, qualche volta un po' reale, c'è un po' di tutto e quindi la gente va là molto contenta di vedere queste opere e di dare anche un significato. È la gloria di Sassoferrato, praticamente adesso è anche centro di grande turismo e vengono anche parecchie persone da fuori perché è collegata a tutto un ciclo di abbazie. Quella dei Carmelitani invece è una bella struttura grande, non solo chiesa, ma tutto il monumento. Era un complesso enorme, per capienza di 30-40 carmelitani. Ebbero un grande sviluppo e la chiesa fu dedicata a Santa Teresa. Il vescovo mi ha offerto di venire qui a svernare a Sassoferrato per qualche anno e adesso sono arrivato al 15° anno quest'anno di questa presenza qui a Sassoferrato. Nel museo della frazione di Ca' Bernardi è ancora vivo il ricordo della miniera di zolfo. In questo momento ci troviamo nella sala dove è rappresentata con un plastico la miniera di zolfo di Ca' Bernardi. Qui nasce con delle ricerche nel 1870, poi in seguito alla scoperta della miniera. C'è una leggenda pure che dice, essendo qui un paese agricolo, quindi si aveva delle bestie da lavoro che venivano abbeverate in una pozza d'acqua, ma queste non bevevano perché puzzava di uovo marcio. L'acqua attraversava una vena di zolfo e quindi hanno iniziato con pala e picconi una piccola discenderia. Qui abbiamo avuto qualcosa come 3.085 lavoratori. Ha prodotto questa miniera qualcosa come 65.000 tonnellate di zolfo all'anno.
e ci ha dato anche 140 morti, perché la miniera era pericolosa, scoppio di grisù. Qui d'estate c'è molta gente in villeggiatura e tra le altre cose passò qui un ragazzo che cercava notizie del nonno che era stato un direttore della miniera. Ci siamo messi a parlare e lui al termine della piccola chiacchierata ha detto: peccato che non c'è qualcosa che ci dia insomma l'esatta sensazione di che cosa è stata questa zona. Mio nonno mi raccontava sempre eccetera eccetera. Mi sono messo a cercare del materiale ed era il 1984. Facemmo poi una mostra e poi grazie al comune di Sassoferrato ci trasferimmo qui e quindi adesso tutto il risultato di quella ricerca è tutta qui. C'è un'associazione, l'Associazione Culturale La Miniera, che gestisce sotto incarico del comune questo museo. Quindi abbiamo per i giorni feriali una serie di numeri telefonici che ci possono contattare qui mattina o sera, possiamo aprire sempre. La tradizione religiosa di Sassoferrato, in provincia di Ancona, è molto forte. Nel corso dei secoli sono stati edificati monasteri, conventi, tante chiese. Andiamo a scoprire il monastero di Santa Chiara. Ci troviamo nel monastero Santa Chiara di Sassoferrato e il nostro monastero è uno dei più antichi della regione Marche. È stato fondato infatti nel 1253, ancora vivente Santa Chiara. E secondo la tradizione antica, questo monastero venne fondato da una nobildonna del paese di Genga che la tradizione vuole appunto fosse parente di Santa Chiara. Comunque questa giovane nobile partì da Genga e venne a Sassoferrato per fare vita di penitenza. Per l'esempio dato da questa giovane, per il suo modo di vivere, che già si rifaceva comunque al modo di vivere di Santa Chiara, la forma di vita di Santa Chiara, molte giovani, come succede spesso insomma in questi casi, cominciarono a seguirla fino a quando la struttura divenne completamente insufficiente. E quindi, grazie anche a dei lasciti di un nobiluomo, eccetera, cominciarono a costruire il convento. Questo circa nel 1300. Quindi la chiesa dovrebbe essere circa del 1300, poi ha avuto molti rimaneggiamenti. La chiesa ospita delle pitture, dei quadri importanti, c'è una bellissima Annunciazione, altri quadri, poi in una cappella laterale che è stata eletta come santuario diocesano c'è una piccola icona di una Madonna nera, quindi la Madonna delle Grazie, che è qui da sempre, perché già dal 1200 le sorelle la veneravano all'interno del monastero. Adesso siamo una piccolissima comunità, siamo solo 5 e cerchiamo comunque di mantenere viva quella che è la tradizione, il carisma insomma, di Francesco e di Chiara in questo paese che a noi è davvero molto caro. Nel Museo Civico Archeologico sono conservati i reperti dell'antica città romana di Sentinum, ma non mancano altre curiosità. Il Museo Civico Archeologico di Sassoferrato si trova all'interno del Palazzo dei Priori del Comune, ospita tutti i reperti provenienti dall'antica città romana di Sentinum. Attualmente la città è visitabile.
Tutto ciò che appartiene a questo museo riguarda età sia romana ma anche prevalentemente di età preistorica, e i reperti più interessanti del museo sono una riproduzione in marmo databile I secolo d.C. di un'armatura loricata e altre riproduzioni sempre in marmo, poiché la città presenta circa 15 tipi di marmi diversi provenienti da varie zone dell'impero. Di gran pregio sono le stele funerarie, abbiamo urne cinerarie anch'esse di grande pregio in marmo, nonché un numero molto elevato di capitelli e colonne. Di gran valore sono anche i mosaici che possiamo ammirare al museo, che descrivono e riproducono prevalentemente animali marini, figure mitologiche. Uno dei mosaici più importanti di Sentinum, l'unico mosaico policromo che abbiamo, è il mosaico della Ion, che attualmente si trova a Monaco di Baviera, e qui al museo è esposta una riproduzione. Altri importanti reperti riguardano anche l'uso quotidiano di oggetti che provengono sia da botteghe, oggetti di uso domestico, come spille, forcine, chiavi e altri oggetti di lavorazione in botteghe. Molto importanti sono anche le statue votive provenienti dall'Oriente, in particolar modo Egitto e Siria. Di grande interesse sono anche le monete, poiché ci permettono di conoscere la datazione della città, che va dal I secolo 90 a.C. fino appunto al IV secolo. Un altro ambiente del museo riguarda la raccolta perottiana di reliquiari bizantini, databili tra il 1300 e il 1400. Di grande interesse è l'icona di San Demetrio, una delle più importanti e più antiche testimonianze del santo e in generale dell'arte bizantina legata al martire di San Demetrio. A Sassoferrato troverete quello che vi pare, trovate la storia, trovate l'arte, trovate l'aria buona, trovate un paesaggio bellissimo in tutte le stagioni, d'estate, d'inverno, si mangia benissimo, i ristoratori nostri ancora cucina la roba tradizionale, i nostri piatti, i sapori, i gusti, tutto. Noi vi aspettiamo, se ci volete venire a trovare siamo contenti, siamo ancora una comunità, non vi pentirete. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Viva Sassoferrato, viva la provincia d'Ancona, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza.